Noi abbiamo calcolato attraverso l'osservatorio Placido Rizzotto, che è l'osservatorio nazionale della FLAI CGIL, che i lavoratori assoggettati a rischio sfruttamento e caporalato oggi in tutto il Veneto ammontano a circa 3.000 lavoratori, tenendo però bene a mente che la platea è molto più ampia se consideriamo anche il lavoro nero-grigio che purtroppo esiste anche nel nostro territorio. In Veneto il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura non è né marginale né isolato. Anzi, la denuncia della FLAI CGIL è che sia in crescita. Il settore vale quasi 6 miliardi e mezzo di euro e occupa 75.000 persone, tra cui 61.000 stagionali. Nel 2016 Veneto Lavoro stimava al 16% i lavoratori non regolari del comparto. Il fenomeno del caporalato in Veneto è travestito attraverso le cooperative senza terra, ovvero cooperative spurie, che approfittano della condizione di bisogno dei lavoratori, soprattutto stagionali, ovvero anche richiedenti asilo, e per sfruttarli offrendo manodopera a servizio di aziende agricole autoctone. Ci sono dei reati spia che connotano l'inquadramento illegale e lo sfruttamento dei lavoratori, negli orari di lavoro e nella denuncia di meno giornate rispetto a quelle lavorate, oppure in ambiti alloggiativi fatiscenti e mancate condizioni di sicurezza. Noi stiamo organizzando delle attività di outreach, cioè uscite di sindacato di strada con un'equipe specializzata dove ci saranno anche dei mediatori culturali e andremo laddove ci sono i lavoratori, sia sui luoghi di aggregazione che di raccolta, anche nei campi dove sono costretti a lavorare e far emergere tutte quelle condizioni di caporalato e sfruttamento che si manifestano con alcuni reati spia.